disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Sono passate da pochi minuti le 17, dunque aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con un'ultima che ci è appena giunta da Trieste per segnalare che un'automobile è precipitata in mare all'altezza delle rive nei pressi della stazione marittima. L'incidente poco dopo le 15 di oggi. Il corpo senza vita della vittima è stato successivamente portato a riva. A quanto risulta al momento si tratta di una persona, un uomo, come detto, tra i 70 e gli 80 anni. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine per l'identificazione, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ci sarebbe comunque un ragazzo di 26 anni che ha assistito alla scena e ha raccontato il tutto nei dettagli alle forze dell'ordine intervenute. E adesso cambiamo completamente argomento, restiamo però agli incidenti stradali per quello che è successo in provincia di Udine. 2 persone ferite, una delle quali in maniera grave. Questo è il bilancio di un sinistro avvenuto a Pradamano lungo la strada regionale 56 nel tratto tra il termine della strada regionale e l'inizio della rotatoria di Paparotti che conduce verso l'autostrada di fronte al centro commerciale Bennett. Per causa del vaglio dei carabinieri si sono scontrate una vettura e un furgoncino. Il conducente dell'auto è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco, quindi trasportato d'urgenza all'ospedale. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'auto medica. Per lui codice rosso. Anche il guidatore del furgone è rimasto ferito ma in maniera non grave. La strada regionale è rimasta chiusa per parecchio tempo al traffico, riaperta soltanto nel primo pomeriggio. Adesso torniamo a Trieste, si sono celebrati nella chiesa della Beata Vergine Addolorata, nel quartiere di Valmaura, i funerali di Robert Trajković, il 17enne triestino di origini serbe, ucciso nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorsi per una ragazza contesa. Al centro della navata la bara bianca, appoggiata sopra, tra i fiori, una cornice con una foto che ritrae il giovane sorridente. In prima fila seduta la famiglia di Robert, genitori e fratelli, con altri parenti, tanti giovani che hanno partecipato alla funzione. E ora ci trasferiamo in Piancavallo col prossimo servizio presente l'assessore Bini. Chiaramente si parla di turismo. La Regione Venezia Giulia ha attuato nei confronti. È stato grande successo questo inverno, questa stagione invernale, tante le presenze sia di pendolari ma anche di turisti sportivi soprattutto. E che cosa significa questo successo per il Friuli Venezia Giulia e secondo lei che cosa ha contribuito ad arrivare a questo punto? Un risultato assolutamente eccezionale, non solo confrontato rispetto alla stagione 19-20 ma anche alla stagione precedente, quindi numeri che non si sono mai visti a queste latitudini, che significa che è una località con delle potenzialità di crescita molto importanti, il che significa che le politiche di sviluppo che la Regione Friuli Venezia Giulia ha attuato nei confronti del polo sciistico stanno piacendo. Abbiamo fatto un restyling di quella che è l'immagine del polo, abbiamo fatto degli investimenti, stiamo cominciando a fare degli investimenti importanti. Non dimentichiamoci che il nostro piano di sviluppo prevede per il Piancavallo 5 milioni di euro, che sono cifre importanti, ma poi insomma una vocazione non solo invernale ma anche estiva, molto apprezzata e molto ricercata, quindi bene. Quando ci siamo insediati ci siamo trovati un polo un po' in sofferenza, non molto ricercato, adesso stiamo notando l'esatto contrario, quindi molto bene. Lo si deve indubbiamente a ciò che è stato fatto dalla Regione, ma lo si deve al capopolo messo da Promoturismo, lo si deve alle reti di impresa, lo si deve agli imprenditori, lo si deve all'amministrazione comunale di Aviano, quindi un gioco di squadra che si sta dimostrando davvero vincente.
E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.